Sindaco, oggi è un giorno che rimarrà della storia della comunità di Santa Lucia e vuole anche raccoglierla per il futuro. Sicuramente è una giornata indimenticabile, segna un punto di arrivo, la realizzazione di un sogno, il sogno di acquistare, recuperare e rivitalizzare questo palazzo. Sembrava una sfida impossibile, l'abbiamo vinta, si è realizzata, adesso deve solo diventare il patrimonio dei santalucesi, che è quello che noi vogliamo, cioè deve essere il luogo che vivono, che sentono loro, che vogliono tutelare, che vogliono migliorare, possono capire qual è la loro storia, ma quale sarà il loro futuro, perché senza sapere cos'è la storia, culturalmente parlando, degli edifici, della cultura, non si va da nessuna parte, non si può affrontare il futuro. Con questo bagaglio si è pronti alle sfide moderne. Il palazzo è venuto uno splendore eccezionale, secondo me superiore a quelle che erano le aspettative iniziali, che pure erano già notevoli. Poi le scoperte che abbiamo avuto, che non erano state neanche visionate da tutti i sondaggi fatti, insomma, ci hanno portato ad avere un'emozione lunghissima in questi anni di lavoro. Ci aspettiamo che venga vissuto dai santalucesi, ma devo dire che negli ultimi 20 giorni, da quando abbiamo detto che lo aprivamo, il mio telefono è letteralmente impazzito dalle richieste, ma soprattutto il tessuto associativo ha risposto in maniera fantastica. Infatti, come vedete, oggi abbiamo circa 70 volontari, ma per i giorni futuri ne abbiamo almeno altri 30-40. Abbiamo aperto alle associazioni le visite guidate dalla prossima settimana e abbiamo dovuto aprire un'altra settimana proprio perché la curiosità è tantissima. Devo dire che il sostegno che ci hanno dato sin dal primo giorno, perché non sono state scelte semplici nel decidere comunque di investire dei soldi loro, di tutti, per riportare alla luce questo splendore, mi sento di dire che l'augurio è quello di viverlo quotidianamente, e abbiamo anche cercato delle destinazioni che aiutassero questo. Faccio per dire, l'Università della Terza Età si incontra quotidianamente, più volte al giorno, ci sarà poi la ludoteca, ci saranno delle attività per il ristoro, ci sarà un museo sul fiume Piave e ci sarà la sala consigliare. Quindi il cuore pulsante da un lato politico e dall'altro associativo sarà qui. Nel giardino, quando avremo anche la ludoteca, le mamme possono venire con i loro bambini a fare una passeggiata, però l'augurio è che tutti possiate venire qui, fermarvi nel giardino, le macchine scompaiono e si sentono gli uccellini. Direi che il palazzo aveva la sua integrità da un punto di vista volumetrico, con tutte le trasformazioni che la vita della famiglia che nel tempo ha avuto varie vicissitudini e necessità, ha modificato, quindi siamo intervenuti per ripristinare in modo tale da ridare l'originalità, ma soprattutto in questa attività, rimuovendo tutte quelle che erano le pitture sovrammesse che c'erano, abbiamo ritrovato tutte le superfici affrescate che c'erano sotto, e qui è stata una sorpresa, una meraviglia praticamente, ed è il risultato che vediamo oggi. Questo è il salone del piano nobile di Palazzo Ancillotto. L'amministrazione di Santa Lucia ha pensato per questo piano un utilizzo di tipo espositivo, quindi c'è già quest'idea, c'è già anche un progetto per l'allestimento del Museo della Piave, quindi un museo che racconti paesaggio, natura, materiali, minerali, anche gli aspetti naturalistici del Piave che attraversa Santa Lucia. Qui tutto era muto,
Le pareti non parlavano come parlano oggi, colori, disegni, finte architetture, ornati, finti marmi, insomma tutta questa ricchezza non era visibile. È stato reso possibile vederli appunto con un lavoro di descialbo, di pulizia di tutte le superfici, e questo adesso è quello che possiamo apprezzare. Addirittura nel tempo la famiglia proprietaria aveva suddiviso questi spazi in ulteriori spazi per organizzare camere e luoghi per la vita quotidiana. L'intento è sempre quello di fare, diciamo, il minimo restauro, il minimo intervento. Quindi nella situazione in cui eravamo qui prima, quindi con una tinteggiatura che aveva ricoperto tutto, la prima azione è stata quella di asportare questa tinteggiatura. Poi al di sotto cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un apparato decorativo però che aveva tante lacune, però nell'insieme il colpo d'occhio, anche veloce, percepisce un'unità della decorazione, non vede subito l'integrazione. Questo è lo scopo, diciamo, del restauro degli apparati decorativi, quindi far sentire qual è l'originale dalla parte aggiunta oggi. Il salone del piano terra di una villa veneta, un po' come questa, no? Il Palazzo Ancillotto, è diciamo uno degli spazi principali, perché per chi arriva è il luogo dell'accoglienza, e nel concetto della villa veneta il salone deve avere questo grande rapporto con l'esterno. Quindi se io mi porto al centro della stanza ho questa percezione del giardino, di questa comunicazione tra gli ambienti chiusi, gli ambienti confinati, rispetto invece al giardino, all'apertura di questa ricchezza del verde che nelle ville venete è parte integrante. Allora, qui siamo al piano secondo di Palazzo Ancillotto e questo piano verrà utilizzato dalle associazioni e dall'università degli adulti e degli anziani della terza età per le loro attività quotidiane di lezione, ritrovo, e proprio questo salone che abbiamo recuperato sarà il luogo delle conferenze, delle riunioni. Allora, questo è il sottotetto di Palazzo Ancillotto. Un tempo era una soffitta, proprio una soffitta non accessibile, diciamo. Si poteva entrare, ma sostanzialmente era troppo bassa per poter essere resa accessibile con la funzionalità che adesso ha il palazzo. Abbiamo quindi fatto un lavoro anche strutturale per poterla rendere percorribile e accessibile. Infatti sono state modificate 2 capriate per poter proprio accedere, perché altrimenti la catena della capriata sarebbe stata troppo bassa e uno si doveva piegare, praticamente quasi distendere a terra per poterlo oltrepassare.